e passerò come quello che si è occupato delle emergenze. Emergenze note, no? La pandemia, Vaia, la guerra, gli incendi. Ce n'è un'altra perpetua che io maturerò nell'elenco delle curriculum, no? L'emergenza di qualche consigliere regionale, perché anche quella è un'emergenza, no? È un'emergenza, lascia perdere, lascia perdere, è un'emergenza, no, è un'emergenza perché... Non solo, gli ispettori ministeriali hanno accertato che sui 120 posti dichiarati a inizio pandemia, la Regione ha barato 8 erano posti in pronto soccorso spacciati per terapie intensive. Abbiamo provato più volte a contattare l'assessore alla sanità del Friuli Venezia Giulia, ma non ci ha mai risposto. Allora abbiamo provato a contattarlo via mail, ma anche qui nessuna risposta. Non è ancora stato fatto nulla di quello che doveva essere fatto addirittura da maggio del 2020 e questa è una situazione drammatica. E noi cittadini siamo sempre ligi a tutto quello che ci viene imposto di fare. In realtà chi ci impone determinati obblighi sono gli stessi che a quegli obblighi a cui loro dovrebbero essere sottoposti non adempiono. Quando io vedo un dirigente e non vedo i politici, ho sempre qualche sensazione, perché io avevo chiesto a Riccardi di collegarsi, che è il vicepresidente della Regione Friuli, e trovo lei. Ora, a me va bene tutto, però siccome c'è una variante importante politica, ecco, per carità, non se la prenda se io mi arrabbio con lei. Quante mascherine sono state sequestrate nella sua regione? Dunque, a fronte di una fornitura di circa 21 milioni di mascherine del 2020, a gennaio la Guardia di Finanza di Gorizia, come lei ha citato, ha sequestrato circa 1,5 milioni di mascherine. Si può dire che non erano buone? Che non erano a norma? Non erano a norma. Quando si accusa la giunta regionale di mettere sotto il tappeto le cose, si fa un'affermazione grave. Quasi una persona su 10 morta per Covid in Italia è deceduta in Friuli Venezia Giulia. Il 10% è una percentuale molto alta, se si pensa che la nostra regione ha appena il 2% della popolazione nazionale.